ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon giovedì a tutti voi. Oggi puntata ghiotta e curiosa perché come ogni giovedì andiamo al Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio a scoprire i segreti appunto di queste piccole piantine. Lo facciamo assieme a Sauro e assieme alla nostra amica Katia. Andiamo con ordine, con Sauro scopriamo tutti i segreti del timo, con la nostra amica Katia invece andiamo alla scoperta di ricette gustosissime. Questa puntata, questa settimana, Katia ci regala un crostone al radicchio e al timo, una delizia. Andiamo! Ben ritrovati amici amanti della natura ma anche della cucina, ben ritrovati qui da Casola Valsenio assieme al mio amico Sauro che ormai è nostro amico, è il direttore del Giardino delle Erbe di Casola che è stato fondato quanti anni fa precisamente? Il giardino è nato nel 1938 ed era dentro Casola Valsenio, annesso alle scuole medie, allora chiamate scuole d'avviamento di indirizzo agrario. Dove ci troviamo adesso c'è dal 1975, anno di inaugurazione ufficiale. La nascita di questo Giardino delle Erbe si deve al professor Augusto Rinaldi Ceroni, a cui di fatto il Giardino delle Erbe è dedicato. Bene, abbiamo parlato di un sacco di piante, abbiamo scoperto che il mojito ha la sua menta perfetta, abbiamo scoperto nelle puntate precedenti i diversi usi della lavanda e di tante altre piantine. Oggi scopriamo una pianta che viene usata moltissimo in cucina, perlomeno questo è l'unico uso che conosco io, poi sicuramente stando con Sauro scoprirò che probabilmente anche gli astronauti per stare bene sulla Luna se la portano. Parliamo del timo. Che cos'è il timo? Il timo è un'altra erba aromatica, molti per il suo profumo, per il suo aroma la associano più spesso all'origano, ma sono due specie, due generi completamente diversi, appartenenti sicuramente però alla stessa famiglia, le labiate o lamiace come oggi si chiamano. È un'erbetta molto profumata, gradevole, un piccolo suffruttice se vogliamo, in quanto la parte basale sotto è lignificata, legnosa, mentre la parte più distale è invece erbacea, tenera. È un'erbetta aromatica molto profumata, il suo profumo si sente a volte anche a distanza e il caldo, il sole, l'ambiente asciutto sprigiona maggiormente il suo profumo. E anche dei timi, come per altre piante aromatiche, ne esistono tante varietà, tante cultivar. Quella che abbiamo qui? Questa che abbiamo qui davanti si chiama Timo vulgaris o Timo maggiore. È una pianta più alta di tante altre specie, molto ricca di foglioline, molto ben ricoperta, profumatissima. Se ci avviciniamo alla piantina e stacchiamo un rametto, già questa piccola operazione ci permette di sentire un po' il profumo nell'aria. Ricordo il professore Aldiceroni che nella sua macchina aveva spesso rametti di pianta, fra le quali c'era il timo, non mancava mai, e spesso lo consigliava da passare sotto le narici per il raffreddore, per aprire il naso. È penetrante, questo odore potentissimo, molto forte. Sembra quello dei fazzolettini aromatizzati balsamici all'eucalipto che ti dicono di Sì, usare. sì, Invece sono al timo. Abbiamo probabilmente, scoperto. chissà, forse timo, o comunque il timo serve proprio per malattie respiratorie, serve per aprire il naso, anche questa è un'azione balsamica, serve per primi sintomi del raffreddore. Rinaldi Ceroni lo consigliava spesso, passare il ramettino o stropicciarlo forte, o usare l'olio essenziale, o meglio fare un infuso con i ramettini e le foglie di questa pianta. Quindi non solo nell'arrosto. Non solo nell'arrosto. Era divertente l'idea e il consiglio ancora che dava il professor Aldiceroni, perché in molti suoi scritti riportava e consigliava di nutrire e dar da mangiare il timo alla selvaggina, ai conigli, perché la loro carne acquistavano un profumo particolare, gradevole. Ma no! No, 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 non fatelo, no, poveri coniglietti. Poi io sono una che mangia carne, però il coniglio sinceramente no, non mi piace, non lo mangio. Comunque, non date al coniglio il timo, poverino. Non date al coniglio il timo, poverino, perché insomma, dai, mi pare brutto. Comunque, torniamo Alla ai nostra piantina. possibili usi. Beh, mangiamolo noi allora. E provando a masticare questa volta la fogliolina, so che il sapore è molto forte, pizzica sulla lingua quasi, sembra quasi un disinfettante, brucia anche in parte. Ecco, sono sostanze diverse, il timolo, che è anche molto penetrante, e dai bambini piccolini, a parte il sapore non piace molto, ma brucia sulla lingua.
Allora, se i vostri bambini non fanno i buoni, dategli una fogliolina di timo. Vedete come si calmano immediatamente. Però è strano, è veramente strano. Pizzica, 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 però non ha il sapore, secondo me, che ha normalmente, che si sente in quello essiccato che viene usato negli arrosti. Cambia. Sicuramente l'essiccazione porta a sviluppare alcuni altri aromi, altri profumi, porta a sviluppare e a esaltare altri principi attivi. Poi questo è fresco. Quando la pianta è fresca è anche un pochino più delicata. Qui sono tutti ricacci giovani, la pianta è stata tagliata nel primavera per raccogliere il prodotto ed è ripartita, è tornata a vegetare. Le foglioline giovani tenere sono più delicate, leggermente più delicate, gradevoli. Però tutta quanta la pianta si può utilizzare con facilità, la stagione stessa può influire, ma soprattutto anche le cultivar diverse e le specie diverse di timo influiscono nel loro profumo, nel loro aroma. Ecco che abbiamo, a seconda delle zone, degli ambienti, tante specie differenti, dopo ne vedremo alcune in particolare, ma sono gradevoli. Queste vengono usate nell'alimentazione per aromatizzare insalate, per aromatizzare pomodori, ad esempio, qualche fogliolina sui pomodori è gradevolissima, molto buona, dà un buon sapore. Nei risotti possiamo metterla oltre che nelle carni, nelle grappe, nei liquori, perché no? Sia il fiore che la foglia. Fiorisce molto presto, la sua fioritura è nei mesi primaverili, maggio, momento clou, con dei bellissimi fiorellini di colore bianco, rosellino, roseo. In alcune varietà possono diventare anche essere rossicce. Cuscini molto belli. Domanda, il timo è una di quelle piantine che si trovano molto facilmente e che si possono acquistare e coltivare in casa. Accorgimenti per gli allevatori di timo. Allora, chi vuole coltivare il timo deve sicuramente pensare che ha una pianta che cresce facilmente negli ambienti aridi, asciutti, nei terreni non asfittici, quindi non deve bagnare troppo. Certo, in vasetto, nel vaso, anche qui grande, è consigliato un goccio d'acqua, ogni tanto ci vuole, fondamentale, però non c'è bisogno di bagnare eccessivamente, anzi l'acqua in eccesso dà problemi, provoca anche a morte della piantina. La può mettere in terra, è la classica pianta dei giardini rocciosi, delle scarpate. Spesso quando cerchiamo e andiamo alla ricerca di timo, cerchiamo le piante nelle fossi, ai bordi dei fossi, delle strade e sui sassi spesso è presente. E comunque il timo sopporta bene la siccità. Tante volte le sue foglioline diventano ancora più spessite, più piccoline, compatte, ma profumatissime. Lo troviamo legnoso, lignificato, come alcune parti sotto. Oppure in inverno spesso perde le sue foglioline verdi e rimane un cespuglietto legnoso, niente altro, ma è ancora verde, è ancora vivo. Quindi è una pianta da non bagnare eccessivamente. Semmai cerchiamo di drenare se abbiamo un terreno molto compatto e se fosse vicino al prato, al giardino dove si annaffia spesso l'erba, allora facciamo in modo che dreni il più possibile, rimanga un pochettino sopraelevato rispetto al livello di campo. Altrimenti si affoga. Eh sì, il ristagno porta a marciume e a sofferenza della pianta. Poi ancora con un po' di sostanza organica al trapianto, per il resto avanti da sola. È una pianta perenne, vive molto a lungo, longeva. Abbiamo piante molto vecchie, alcune hanno addirittura superato i 25 anni di vita e si mantengono ancora abbastanza bene. Ne abbiamo una che ormai ha 40 anni. Come me. E quindi è ancora verde. In primavera è un cuscino bellissimo, colorato di fiori. Adesso lo vediamo un po' più spoglio. In inverno sembra secco, morto, ma riparte, riprende. E allora, questo era il timo vulgaris, venite con noi per scoprire tutte le altre tipologie. Dal timo vulgaris con Sauro siamo passati a che timo? Questo è il timo cedrino, Citriodorus, come viene chiamato. È sempre un timo vulgaris, un timo comune, portamento abbastanza eretto, foglia quasi identica a quella dell'altro timo, leggermente più larga, più carnosa, ma quello che la contraddistingue maggiormente è proprio il profumo della foglia, che ha questo profumo che ricorda molto il cedro, più gradevole rispetto al timo precedente, meno piccante, meno forte, ma veramente molto profumato. Cedro puro Sì, proprio. sì, esatto. Il sapore anche è di cedro? Il sapore vagamente ricorda un pochettino il cedro, proprio perché è più ricco in limonene e in altre sostanze chimiche, Pizzica un pochino meno. molto più delicato e gradevole. In effetti questo timo è sicuramente più indicato per l'uso alimentare, in particolar modo per carni bianche, per il pesce, ad esempio.
qualche frittata, qualche insalata si può mettere in mezzo ancora, ma rispetto al precedente questo è più gradevole, più delicato, più indicato ancora per il pesce. Si coltiva allo stesso modo dell'altro? Ha le stesse indicazioni, stesso ambiente, stesse cure, né più né meno. Pianta praticamente identica in tutto, la si riconosce, si può differenziarsi soprattutto per il fatto che ha questo profumo e perché cambia il colore del fiorellino. In primavera ha un fiore molto chiaro. Famosissimo il suo impiego negli arrosti, almeno la mia mamma glielo mette. Parlo del timo, ma non credo che le qualità del timo siano solo queste. Come sempre chiedo aiuto alla mia amica Valentina. Beh, a volte l'uso in cucina poi rispecchia anche l'uso che se ne fa in fitoterapia e infatti lo si usa per aromatizzare carni arrosti e anche per favorire la digestione. Infatti il timo rientra tra le piante che hanno questa proprietà, quindi è ottimo come aperitivo ma anche digestivo per calmare gonfiori di stomaco, flatulenze, meteorismo. E trova impiego anche a livello di tutti gli stati di raffreddamento, quindi per le sue proprietà balsamiche e becchiche ha un ottimo rimedio per tutti i malanni di stagione. Ti faccio una domanda, cosa vuol dire becchico? Becchico significa calmante della tosse, tosse soprattutto secca ma anche produttiva, anche se il timo non ha un'azione mucolitica molto evidente, riesce comunque a dare sollievo in casi di tosse stizzosa. Esatto. Viene anche usato per le sue proprietà antivirali in questo senso, infatti il timo presenta attività nei confronti dei virus, dei batteri, dei funghi e anche dei vermi. Esistono preparazioni allestite a base di timo proprio per eradicare le famose ossiuri di vermi tondi a livello intestinale. Ah, quelli che hanno i bimbi? Esatto. Ok, se avete un bimbo coi vermi, timo. Esistono tantissime preparazioni anche in vendita in farmacia che contengono timo, degli lavande vaginali, ovuli vaginali ad azione disinfettante, delle paste stomatologiche per dare sollievo alle afte o comunque tutti i preparati, compresse, sciroppi per dare sollievo da tosse, gola irritata, infiammata. Serve un po' per tutto questo timo? Sì, ha innumerevoli proprietà e i benefici sono garantiti. Provatelo, cos'altro vi posso dire? E andiamo avanti alla scoperta di questa erba aromatica tanto conosciuta come nome, ma di cui in realtà non si conoscono tutte le varie possibili tipologie. Abbiamo scoperto il timo vulgaris, abbiamo visto il timo cedrino e questo è il timo? Questo qui è un timo vulgaris, profumo di limone, timo al limone. E questa volta però la fogliolina ha un aroma che ricorda più il limone. In più la foglia stessa tende a virare un po' più sul giallognolo, sempre molto tenera, delicata. Ha un portamento rispetto agli altri timi più prostrato, più basso, caspa moltissimo, si allarga con facilità. E anche questa ha un impiego alimentare, ma soprattutto decorativo, ornamentale, perché si allarga, crea dei cuscini belli pieni, compatti e si allarga con grande facilità, ancora nelle roccaglie, nei giardini rocciosi, quindi nelle prati, nelle bordure può essere largamente o facilmente impiegata. È una pianta rustica, resistente, sopporta bene la siccità, anche se si avvantaggia dell'umidità questa volta. Fosse il terreno fresco, umido o qualche irrigazione non le fa male, anzi non sdegna ed è contenta, insomma, si allarga, cresce molto più facilmente. Però sopporta ugualmente il secco, tante volte si spoglia, come succede qui, con qualche ramettino tende a seccarsi, ma riprende con altre Quindi vegetazioni. non sono morti questi ramettini No, no. grigi che vediamo? Iniziano a rivegetare adesso che ha ripiovuto, si è fatto fresco e sulle cime e sugli apici stanno ripartendo nuovi getti, nuovi germogli. Ecco, una domanda da killer delle piante, quale sono io. Cioè, come faccio a capire in questo caso che non è... Io vedo una pianta così grigia, dico, oddio, ne ho ammazzato un'altra. E tu dici, no, guarda che ripartono, però non riparte subito, cioè un pochino rimane in spoglio. Come si fa a capire che non è morto? Basta prendere i ramettini e semmai fare una piccola incisione sulla corteccia con il dito, con l'unghia e vedere se sotto la corteccia è verde. Ecco, se è verde vuol dire che circola ancora linfa e quindi la pianta è solamente in un momento di riposo, di stasi e probabilmente riprenderà a vegetare. Questo vale sia per il periodo estivo
che per i mesi invernali anche. Molte specie in inverno si spogliano, perdono la loro foglia. Certe piante, proprio perché hanno raggiunto una maturità completa della foglia, lasciano cadere, brinate eccessivo, altre ancora, oppure il ciclo normale della pianta, si va, si osserva il legnetto, a volte hanno colorazioni particolari, il grigiastre, eccetera, oppure basta proprio con l'unghia incidere un poco e se sotto è verde vuol dire che riprenderà a vegetare. Questo per qualunque pianta o proprio solo per il timo? Per moltissime specie si fa così. Io intanto hai detto che questo è timo al limone, non l'ho ancora assaggiato, non ho ancora sentito l'odore, siccome io sono il vostro tester. Limone, Si sente? sì, assaggio? Un po' particolare, dovrebbe dare nota. Di limone, non è molto forte, però un pochino Un po' si sente il sì, limone. sì. Ecco, è un po' caratteristica di quest'altra pianta. Sono queste selezioni fatte dall'uomo, mentre quelle prima probabilmente erano anche naturali, spontanee. Questa qui è ricavata per una funzione decorativa ornamentale, nonché per l'aspetto proprio così curioso e alimentare. Però profuma, eh? Oggi invece andiamo a preparare un piccolo antipastino rapido e veloce, sempre per la cucina dell'ultimo momento. Andiamo a prendere una palla di radicchio di chioggia, andiamo a stagliuzzarlo grossolanamente. Poi io ho preparato un olio già aromatizzato, amo molto gli aromi, quindi già un olio aromatico darà molto sapore già di suo, quindi c'è del timo, c'è un pochino d'aglio, un pochino di peperoncino, quindi andiamo a portare questo olio nella padella. Andremo ad aggiungere il nostro radicchio. Per salarlo in questo caso io ho optato per un sale affumicato perché dà un sapore maggiore a questo determinato tipo di piante, perché trattando delle aromatiche che sono abbastanza decise e forti, quindi consiglio, se possibile, dove è possibile, un sale affumicato. Aggiustiamo con un piccolo pizzico di pepe macinato fresco. E lo facciamo saltare in padella per alcuni minuti. Nel frattempo andiamo a prendere delle fette di pane toscano e le andiamo ad abbrustolire. Per chi ha la possibilità, molto meglio una griglia. Chi invece non ha la possibilità, un semplice tegame di pietra o antiaderente in pochi secondi riesce a dare la doratura, l'abbrustolimento giusto alle fette di pane. Arrivati più o meno a metà della cottura del nostro radicchio, andiamo ad inserire la pianta di oggi, ossia il timo. Io consiglio di sgranarlo senza mettere i gambi, che sono commestibili anche quelli, però possono risultare noiosi fra i denti, diciamo, perché sono un pochino più duri. Eccoci qua. Normalmente quando andiamo ad abbrustolire il pane per fare delle bruschette andiamo a strisciare l'aglio, ma non a tutti piace questo gusto, però appena appena non è sgradevole, quindi per evitare le conseguenze del reflusso del gusto dell'aglio, invece di strisciarlo direttamente sulla fetta del pane siamo andati a metterlo nell'olio aromatico, così avrà questo leggero retrogusto senza andare ad influire sullo stomaco.
qua, andiamo ad impiattare. Una volta riempite le nostre fette di pane, andiamo a passare un filo di quell'olio che abbiamo utilizzato anche per la cottura del radicchio, quindi l'olio aromatico, una nuova passatina di sale qua, e andiamo a guarnire con un ciuffetto di timo fresco.